Dai centri di accoglienza del Veneto all'hotspot di Lampedusa, attraverso il quale transitano le migliaia di immigrati che da un mese hanno ripreso a sbarcare sulle coste dell'isola siciliana. È la trevigiana Nova Facility di Gian Lorenzo Marinese, che ha già in gestione l'ex caserma Serena di Dosson e l'ex Zanusso di Oderzo, a dirigere la struttura che dopo un lungo periodo di relativa calma è tornata nel vortice di un'immigrazione massiccia. Diciamo che eravamo partiti per un'avventura, quella di concludere il nostro iter di carriera nell'accoglienza facendo la gestione di quello che è il centro d'accoglienza più importante d'Europa e probabilmente al mondo. Ecco, ci siamo trovati a gestire un'avventura vera e propria perché abbiamo avuto circa 4.000 sbarchi in 25 giorni, in oltre 200 microeventi da circa 20-25 persone, quindi è una situazione molto complessa. Marinese ha portato con sé il suo staff di giovani operatori. Tutti da Treviso, Pordenone, Udine, Oderzo, quindi tutto un gruppo di ragazzi veneti e friulani che erano cresciuti all'interno delle nostre strutture, la caserma Serena, la caserma Zanuzzo, la caserma Monti di Pordenone, la caserma Alta di Bologna. Ci siamo ritrovati a portare tanta umanità, cercare di dare il massimo della dignità possibile. Quindi possiamo dire che il modello Treviso, tra virgolette, il modello Nord Italia, voi lo state cercando di attuare a Lampedusa. Assolutamente, restiamo trevigiani, siamo diventati lampedusani. Gli immigrati trascorrono nell'hotspot 2-3 giorni al massimo, poi vengono trasferiti nelle navi o nelle strutture destinate alla quarantena. Dei 4.000 arrivati a luglio, il 90% proviene dalla Tunisia, in condizioni apparentemente buone, diversi, con l'animale domestico. Dalla Tunisia mi è arrivato un babbaloncino oggi, due gatti cuccioli 2 settimane scorsa e un altro gattino cucciolo un mese fa. In Tunisia in questo momento, a quanto mi raccontano i ragazzi, leggendo sulla stampa internazionale, sta succedendo qualcosa di strano. Per Marinese difficilmente ci saranno nuovi trasferimenti di migranti verso il nord Italia. Ma non mi sembra proprio possibile in questo momento, non ci sono le condizioni, a mio giudizio. Conclude così quando gli si chiede se, alla luce di quello che sta accadendo, parteciperebbe nuovamente al bando per la gestione del centro. Che sicuramente è uno di quei momenti che alla fine della vita uno si ricorda e racconta.